Oggi è una giornata di esercitazione e di formazione collegate insieme in varie piazzole che abbiamo allestito qui nell'area verde qui a Santa Maria, dove i volontari divisi in squadre gireranno appunto queste piazzole dove a seguito di un breve momento di formazione eseguito da formatori regionali iscritti all'albo, riceveranno alcune nozioni di utilizzo delle attrezzature per lavorare in sicurezza e anche il funzionamento appunto di queste attrezzature. Poi, oltre a questo breve momento di formazione, ci sarà anche la parte dove andranno proprio a testare le attrezzature indicate nelle piazzole. Abbiamo 5 piazzole, c'è la piazzola delle motopompe dove ci sono delle motopompe elettriche, motopompe a scoppio, c'è un generatore con la torre fari e poi c'è la piazzola dell'antincendio boschivo dove i volontari proveranno a fare delle colonne con le manichette per portare l'acqua da una vasca ai moduli. Poi c'è la piazzola di primo soccorso dove verranno indicate alcune nozioni per il primo soccorso in caso un volontario si facesse male, ecco che un istruttore spiegherà loro come comportarsi in caso di infortunio. Poi c'è la piazzola logistica dove viene insegnato a loro come progettare o come programmare un campo base, quindi le misure da tenere, le distanze, dove è meglio posizionare dei container, dove è meglio posizionare le tende, tutta questa tipologia di cose appunto per allestire un campo base per o soccorritori o per la popolazione. L'ultima piazzola è quella dell'utilizzo di DP di terza categoria, dove lì, oltre al corretto utilizzo dei DP di terza categoria, verrà insegnato loro anche ad utilizzare attrezzature di forza come Vericello e Tirfor. Qua la cosa importante è insegnare ai volontari che in caso di emergenza dove si può andare a garantire la sicurezza per tutti i cittadini. Qua i volontari questa mattina siamo partiti alle 7:30, alle 7:30 eravamo tutti là, ci siamo accreditati, vedo che c'è un grandissimo impegno, è una cosa molto bella perché si vede che stiamo andando avanti con i nostri progetti e i volontari ci seguono. Sì, rimaniamo volontari. È chiaro che sempre più nel tempo viene richiesto al volontariato di protezione civile una specializzazione, quindi una professionalità, pur rimanendo volontari, ma mettere in campo delle competenze acquisite nel tempo o competenze anche acquisite con quelli che sono i vari lavori e le professioni di ognuno e messe però a disposizione gratuitamente della comunità e quindi del territorio. Le esercitazioni di oggi ci servono proprio e gli addestramenti di oggi ci servono proprio a migliorare queste competenze e prendere familiarità con quelle che sono le varie tecniche che poi siamo chiamati a mettere in campo nel malaugurato momento di un'emergenza. Le porte sono sempre aperte, nel senso che poi nel momento del bisogno c'è spazio per tutti, anche perché spesso nelle emergenze siamo sempre attirati dalla prima emergenza e poi via via che passa il tempo è sempre meno la disponibilità, invece c'è a volte bisogno nelle emergenze, specie quelle più complesse e grosse, anche di un ricambio, di avere turnazioni e quant'altro. A volte i giovani sono distaccati, ma quelli che si avvicinano invece sono sempre molto volenterosi, disponibili e sono anche pieni di curiosità nel voler insomma progredire e dare una disponibilità appunto verso questo mondo che poi è alla mercé di tutta la comunità, di tutta la popolazione.